Buonasera, possiamo disturbarla? Mi pare. Sì, possiamo disturbarla per qualche minuto? Beh, sì. Sì, sì. Così una breve intervista alla nostra emittente televisiva. I nostri telespettatori sono stati molto contenti di averla vista la scorsa settimana in occasione della celebrazione molto importante. La ringraziano anche per il contributo che ci ha dato all'incontro, quello con le autorità. Se si ricorda, le abbiamo strappato una brevissima dichiarazione. Come si dice che è andata inedita? Sì, in esclusiva, esclusiva, naturalmente. Noi siamo molto felici intanto di averla qui tra noi questa sera per questa veglia molto importante. Intanto, qual è stato il suo primo pensiero quando le hanno detto le hanno proposto di diventare vescovo della diocesi di Vittorio Veneto? Guarda, non mi hanno proposto, È stata... me l'hanno comunicato semplicemente. Il primo pensiero è stato se nella disgrazia poteva andarmi ben peggio, quindi meno male che è una diocesi vicina, una diocesi buona, una diocesi che conoscevo, una diocesi fatta di trevigiani come sono io. Sì, siamo conterranei. Sì, appunto. Pensiero quindi di consolazione. In questa settimana ha già avuto modo di vedere, sappiamo che è stato ricca di impegni come settimana, ha già avuto modo di farsi un po' un'idea della nostra diocesi, anche se la conosceva già prima, immagino. Beh, ho accostato alcune realtà, alcune varie, diciamo, alcune di sofferenza, come case di riposo, sacerdoti ammalati, ecco, e altre invece diverse, per esempio una pastorale giovanile o qualche altra realtà così come quella di questa sera, ad esempio, che mi ha fatto comprendere la vivacità e la vitalità che c'è nella diocesi in tante realtà molto belle. Ecco, a una settimana dal suo ingresso in diocesi, magari è un po' presto per parlare già di piano pastorale, ma quali sono le sue idee di massima, diciamo i punti di forza? Ma io l'ho già detto anche ai sacerdoti che ho incontrato lunedì, che alcune idee, che alcune priorità, diciamo per così dire, obbligate, ma obbligate dalla realtà e dalla tradizione cristiana, sono la dimensione vocazionale della vita cristiana, con le particolari vocazioni e chiamate in cui si articola, quindi questo è un aspetto da coltivare assolutamente, perché se si perde la dimensione vocazionale si perde il cuore della vita cristiana. E poi il discorso della famiglia, ne è un'articolazione concreta. Vuole essere quindi una continuità rispetto al lavoro che veniva... È una continuità proprio rispetto alle intuizioni che sia Monsignor Magarotto, che aveva molto insistito sull'aspetto vocazionale, sia Monsignor Zedi, che aveva molto insistito sull'aspetto della famiglia, mi pareva doverosa, anzi non mi pare che ci siano dei dubbi sulla validità di queste priorità. Domanda che le avranno fatto ormai in tanti, la sua scelta di avere la consacrazione episcopale e l'ingresso in diocesi, tutti appunto nella nostra diocesi in cui è arrivato, la volontà di essere vicino ai fedeli anche in questo passaggio? Sì, diciamo, i motivi sono più di uno, anche uno molto molto banale se si vuole ed egoistico, di dimezzare lo stress dovuto alle celebrazioni, ma adesso a parte questa banalità, il motivo più serio era quello, visto che era possibile, data la vicinanza fra le due diocesi, quindi anche una non difficoltà della gente di Treviso a partecipare, di dare questo gesto, con questo gesto simbolico, un segno proprio che il vescovo nasce in mezzo alle persone a cui è inviato. Certo che il gesto sarebbe stato apprezzato, come lo è stato. Abbiamo appena terminato la veglia per la vita, abbiamo sentito sì, le sue parole in questo momento storico molto, molto difficile, diciamo, per la vita, no? Un'ultima... Sì. Sì, quello che colpisce riguardo alla vita è da una parte l'estrema esaltazione che la vita fisica ha nel nostro contesto occidentale,
fino a forme esasperate di vitalismo e di cura per il corpo, eccetera, e dall'altro il disprezzo e la facilità con cui altre esistenze vengono dimenticate o addirittura eliminate. Non vogliamo abusare del suo tempo, tra pochissimo la lasciamo andare. Un'ultima dichiarazione, noi appunto siamo di una televisione parrocchiale, è una televisione che viene fatta dai giovani della parrocchia per tutta la parrocchia. Come reputa questa iniziativa e come vorrà rapportarsi con i giovani appunto nel corso della sua permanenza? Beh, sono due domande molto grosse. Allora, la prima è facile, io reputo una buona iniziativa. Sono anche incuriosito di vedere come procede, perché sai, primo momento c'è entusiasmo, poi cominciano le fatiche, la continuità. Comunque io vi seguirò con molta simpatia. Circa il secondo, come mi rapporterò ai giovani, è una domanda abbastanza difficile. Credo, vedendo man mano a mano che andiamo avanti e vedendo le occasioni che si creano, approfittando di queste occasioni proprio per cercare il più possibile contatti e attraverso questi contatti di dire anche, trasmettere una parola del Vangelo, ecco. La ringraziamo molto e un augurio di buon inizio, perché Grazie a voi e al vostro bravo parroco Don Fabrizio.